Continui in uscita. Udlanina. Non mi piaceva che lo paese. Non ne va che ne dato a Napoli. Adesso manicomio, vieni per ma c'è sta buono, ma perché non deve essere massa meglio, deve essere massa, ma non si sta, come metto il giubbino, metti dopo il giubbino, non faccio giubbino. Sì. Ah, vabbè. Signori, ma quando passa su 71 a Catino? Ma quando è scoppiata sta pomma, madonna, 71 non passi più a Catino. Ma quando tempo so?
sono un gabbiano, vola. Io sono un gabbiano. Sono un gabbiano, vola. I balenari, sono un gabbiano. Va bene. Infatti, poi Bello. Buongiorno. stiamo a Andrea, non ti avvicinare, Andrea, basta. Ehi, sono un gabbiano, vola, sono un gabbiano, vola in coppa al mare, vola, sono un gabbiano, vola, vola, vola in coppa al mare. Tutta la sigaretta. Che hai voluto? Che sarà qua? Ma. Vieni qua. Ehi, cominciate che cazzo, 103. Don Gennarino, vi ho fatto venire appositamente da Napoli, perché questo che è un momento buono che ne dobbiamo approfittare. Adesso che c'è la bomba atomica, c'è la confusione in giro, e che è un momento che ci dobbiamo coalizzare tutti e dobbiamo accedere in clan dei Massigliesi. E soprattutto quel grandissimo Aruso, figli e bulla di Totoro X, che mo si è messo a fare perfino un bettuzzo sopra i giornali. E questo applauso, che stiamo a teatro, siamo pupi, siamo marionette. Qui si tratta di ammazzare le cristiane. Io ho parlato pure con la mamma della Calabria Saudita e con tutti i capi in testa dell''ndrangheta, è d'accordo con mia su. E così, caro Don Gennarino, direttamente col primo vapore dall'America Sovietica ho fatto venire il più grande killer della terra. Ve lo presento, Al Capoccia. Sì, Dottor. Dove eravamo? Sì, d'accordo con voi. Ma andiamo a uccidere prima a Roberto Corefi. Roberto Corefiero, non si preoccupasse, Don Gennarino. Pazzo, uscì pazzo, che quando si è messo a ficcare con Ciusi la pazza, si crede di essere un gabbiano che vola. E poi, dopo che ammazzò a faccia di ricordo, anche Totoro X lo vuole morto. E poi, che si rubò le armi chimiche ai terroristi e Gillaten lo cerca per tutti i pianeti. Uomo morto, non si preoccupasse, Don Gennarino. Pensiamo ad accedere a quel grandissimo figlio e pulla ruso conferente dei sbirri di Totoro X. Al Capoccia, Al Capoccia, che è la migliore pistola che esiste sul pianeta. Vedi questo? Me lo diede un conferente dei militari. Con questo uccidi anche un elefante. Tieni e ammazza a Totoro X. Amici,
Permettete, che già io fa un qualcuno, c'è pure qualcuno. Prego, prego. Ma siete sicuri? Io penso di andare che sta troppa piazza. Il migliore, il migliore. Me l'ha garantito anche Pablo Escobar, il capo della mafia colombiana. Non si preoccupasse, non si preoccupasse. Picciotto onorato, picciotto onorato. Giovino, volete fare lo giornale? Oh no, ma che dici un giornale? Che dici? Dici che ormai, una volta che è scoppiata la guerra dopo, l'umanità è arrivata alla frutta. Ah, la frutta, il banane, il murignano, ma che sta alla frutta, il banane, il murignano. Salvo buono, no, salvo buono. Vediamo. È un soso. Ehi, agendo Jess. Ma non sto Jess da storia. Jess. Jess. Oh, che tu Jess. Ma che sto Jess è rotto. Pascalino. Pascalino Jess avrà tutto Jess. Allora lire. Ma se un Jess sta 70.000 lire. 70 volte un Jess. Quanto costa? Un marro? Pare che sia fumato a Bonovic. A capasso 29. Signorina, sai a che passo 29? Ma che cosa? Io mezza pazza, che si sta buono. Giurino, per capi, a che passo 29? Signorita, passo solo 71, non passo 29. Solo 71, ma che già fa questo 71? È venuto Giurino, prima ci abbiamo pigliato su bello 29. Ora signori, non voglio 29, no, salve là, che vogliamo pigliare noi 29. Io sono che casa a barra, praticamente via, e quante volte vuole, la già pigliato tra, qualche volta ci manca corrente, qualche volta si apposcia la via, ma io ci posso fare, sono 29 a già pigliare, aspetto 29, io voglio 29, nato 29, non posso più aspettare, sto a notte mezza via, ma la vita mia non è una malattia, no, è una necessità. Aspetto 29, io voglio 29, calmo 29, che non ce la faccio più, non ce la faccio proprio più. Dato bene sto 29. Ehi, ma va che induces? Ehi, va che induces? Ehi, e che è successo? Se con il mattino mi va a
Attenzione, interrompiamo la radiocronaca della finale di Coppa del Mondo di calcio per darvi nuovi aggiornamenti sui drammatici avvenimenti che hanno colpito l'umanità. All'alba di stamattina 2 ordigni nucleari sono scoppiati in Botswana. Intanto, approfittando della confusione, risultano ancora latitanti i 2 pericolosissimi criminali evasi dal manicomio criminale, ossia Gabbiano Pazzo e la sua complice, Giusy la Pazza. Attenzione, è pericolosissima, giù di Piselli nella jeep. Se la vedete, avvisate subito le forze dell'ordine. Risulta inoltre ancora disperso l'altro criminale evaso dal manicomio criminale, ossia Faccia di Ricotta. Gli inquirenti presumono nella sua morte dovuta proprio per mano di Gabbiano Pazzo. Grazie gentili ascoltatori, riprendiamo la radiocronaca della partita Real Madrid-Napoli. Anzi, Koulibaly cerca un compagno libero, lo trova in Mertens, la sponda per Insigne che parte centrale, prova la conclusione! Date un sogno! Segna Insigne allo stadio Bernabéu! Napoli 1, Real Madrid 0! Napoli 1, Real Madrid 0! Dobbiamo colpirli così! Dalle linee, dobbiamo colpirli così! Dopo 8 minuti di gioco, siamo in vantaggio! Bravo Lorenzo! Ti sei... Giuseppe, la palla ne zizza! Ehi, sarà stata a bomba atomica! A bomba atomica! E bomba atomica! Lo sai, oggi ci sta a fare ricotta! Lo di riccione, un riccione! Ma ci ho rubato un reggiseno, motore regale! Ma ci ho rubato un reggiseno e il riccione faccia ricotta! Ma prova sto treno! Ma sto treno a Roma! Ma che domanda! Ma sta bene buono questo treno! Ma che domanda a Roma sto treno, a Roma! Ma Giovino, non tocca! Scusate capo, ma rova sto treno, ma rova sto treno. Chi sto treno va all'inferno. All'inverno. Vedete, è buono sul biglietto. Chi ha già fatto un biglietto per Mondragone. Ho sapito che il Pino Mauro se mi sa cantare con Tony Brillante. Tony Brillante, hai capito? E sti cazzi! Oh, e me stai a scoglionare! E poi con sta storia da sta guerra comica ho perso pure il totocalcio, non vedi un po'? Che ne sa? Ah, com'è bello, veniva da tu, gioco pallone, all'artindesiccio. Carecca, tira la bomba, carecca, tira la bomba. Lui di mamma Rado, ha lanciato giù basso, a Roma Fiorentina l'hanno fatta una mattina, la Sambia Juventus l'hanno brutta di mamma Rado, ha lanciato giù basso.
conosci già? È partito carico per morte. Già sta in America. Bravo. Ah, è tornato all'aereo fa. Avevi. Saluto Nelly, sta scendendo, saluto. Sta scendendo il mamma. Poi a me pigliare e per i miei terroristi che ci dicono lo voglio. Costruisci anche te il tuo aeroporto, dice la dottrina del cargo cult, e aspetta con fiducia. Vedrai che prima o poi i tuoi antenati scopriranno l'inganno e guideranno gli aerei su una tua pista. E allora sarai ricco e felice. Attendo l'immobile, scrutando il cielo. Non c'è altro mondo al di là di queste montagne. Quindi i grandi uccelli che rondano lassù oltre le nuvole non possono venire che dal paradiso. Nel paradiso ci sono soltanto i loro morti. Quindi soltanto i loro morti possono averli costruiti. Gli spiriti dei morti non conoscono i bianchi. Quindi tutte quelle cose meravigliose che gli aerei trasportano, gli spiriti domandano a loro. Hanno distrutto i villaggi, hanno abbandonato il lavoro, ma eccoli qui, ad attendere ancora con fede alle soglie del cielo. Giuseppe, che stiamo sicuro a Manaus. Tengo un bagno di pescerò. Ci darà rifugio sicuro. Rifugio sicuro. Facciamoci in mezzo alla festa brasiliana. E che ci fotte, andiamo a morire. Poi una guerra atomica.
i tuoi organi all'AIDE. Dona i tuoi organi. Salva una vita umana. Giada, un bacio dall'alto decino. Ciao. Non stava in sto treno, vedi? Il fanno guazzare da su sportivo. No, il treno sta con 10 minuti in ritardo. Cornuare da sto sportivo alla fine i biglietti insieme a niente. Ma perché non basta l'orge 10 minuti annanzi a così il treno subito va? Ma vorrei, oi stai o no? Non si è dato da ora.
puparietto, Don Gennaro, vedete qua, me lo costruì proprio il mio puparietto di Cresimo, a Donfitta, e qui sicurissimo qua sicurissimo può scoppiare la più grande bomba atomica, e qui non moriamo, entriamo, venite, picciotti onoratissimo, onoratissimo. Signorina, hanno consigliato su grande negozio che là quando è scoppiato stava una comica, sono come mio pazzo, che ci stanno le civili come le scimmie vari, io non ho mio, lei non è troppo importante, troppo bella, ha detto Toro X, ha fatto tutti i giornali, guarda, ma non mi scuso, a traccia quattina via. Signori, ma portate che la pommata che vi ricetta che la lavo potevi lì? Sì, vi offro questa, la migliore sul mercato, 500 euro. 500 euro? Che mazzo che tenete, mamma mia! Mamma non ha più la buia! Guardate, non mi sei soldi! 500 euro la pommata! E teniamo pure 100 euro! 100 euro flash da mazzetto, io ci faccio tu regalo innamorato vostro. Grazie. Spacca legna, dungan da, che stia vita da montagna, dungan da. Ok, vai. E così i signori del regime, adesso che hanno fatto la gola, si ricordano che esiste uno statuto e che oltre allo statuto c'è un governo e che per l'articolo 5 dello statuto. E allora, signori, attenzione, l'ordine del giorno Grandi può arrivare a mettere in gioco l'esistente del regime fascista, a meno che esso non nasconda un altro significato oltre quello letterale. E allora, signori, bisogna saper essere leali ed espliciti, giocare a carte scoperte e dire chiaro e tondo qual è il vero significato che si vuole raggiungere, se il ritorno puro e semplice allo statuto, o la pace separata scavalcando la mia persona, o l'eliminazione di Mussolini e la guerra senza limiti. Di psicosi, neurosi, disordini, simboli. Mi ci sono voluti 30 anni di avversità, dubbi e umiliazioni per arrivare a questo giorno. Ma lo Stato ha finalmente riconosciuto i meriti del mio lavoro. Ha visto
manifesto le potenzialità di una nuova generazione di sovietici con un destino diverso dagli altri. Abbiamo dovuto sacrificare tutti i soggetti del primo esperimento, tutti eroi, dal primo all'ultimo. Capisco ora che il mio lavoro non avrebbe mai condotto alla generazione di eroi che sognavo. Ma una cosa la so, ho creato un'arma per proteggere la mia patria. Di questo sono fiero. Non vi preoccupare, comparenti, non vi preoccupare. Che è un quinto bunker, sicuro sia. Quinto bunker me l'ha costruito proprio un parietto mio. Adolf Hitler. E a prova di bombatore. Sicuri siamo, sicuri. Fiore di tutto l'anno, l'amore camminassi di lontano. Fiore di tutto l'anno, l'amore camminassi di lontano. La Gesù lo sti capelli, occhie cielo sti due stelle, occhi neva labbra fuoco, eleganza e vanità, non sono più che stasi tu. Vieni per capire, fammi in c'è. Franca te, vieni, fammi in c'è. Tutto! Sono tornato da Davide! Sono tornato da Davide! Sono tornato da Davide in due manicomi! Mi piaceva il paese, un risorge! E fa tutto! Facevano i film in una maniera in quel paese! Ma sotto non servono come Giuseppe Napaz! Un capitone! Capitone! Tutto mamma sentì! È scritta la letterina! La letterina a Babbo Natale! Cara mamma, ormai non c'è più speranza, anche l'esercito se n'è andato da Berlino Ovest e da Berlino Est sono fuggite le SS. SS. Ci capisco, ma ci finisco che scrivere io. Cara mamma, sono fuggite le SS, ma chiama l'idraulica e tu sei appilato o cess. O cess. Radio. Radio. La pistola. La pistola! Una pistola ci trovato! Dottor! Dottor! Starà rumendo, riposate, riposate! Riposate in pace!
لازم تبيع عزة النفس يا شريك. اشرب فناجيل الصبر من أدلاك. الحبة يسريك والحزن يغريك. مدام عز النفس عمك وخاك. قلبي يصبر وتردد خطاويك. نفسي على درب الكرامة بداك. ولا انت اللي تالي في مساليك. E poi chi siete? Io sono Maria. Maria! A fine la buona Anna Vicenza, a beccatrice coppa ferrovia. E va già a cifra. E perché non faccio? Va già a cifra. E io una pistola. Una pistola. E cadendo a fare pistola, già a cifra. Non cadendo a fare pistola. La pistola va già a cifra. Io non mi capisco, mi regalo. Oh, ma figlio! Ma guarda ragazzi, finestre ridono. Chi fini brutta fanno i conferenti, chi di nascosto fanno i cantanti, si credono che mai si sa niente, pure la legge si caccia davanti. Da mala vita su brutti guardati, a tiro l'hanno sempre a sti venduti, pastati cucimento e poi murati, a fini canna fari sti cornoti. Ma la sera di scompare quasi per fatalità, un compagno precedente se ne con famole cascere e tappa paluglio.
sabiendo caffè e ho detto con te che la grana e faceva tremare ma dopo voleva a me ma che una serata vendicava